va pensiero stupendo la risposta rebelottiana a Sanremo, ma questo è quello di cui parleremo domani. Questa sera ho ancora un argomento da mettere sulla brace ed è un argomento importantissimo secondo me, che nasce da un intervento di ieri sera di Matteo Salvini a di martedì, in cui tra poco ve lo faccio sentire. Prima specifica esattamente in dibattito con Deborah Serracchiani che cosa sta succedendo in Ucraina e non perdetevelo, dopodiché non esclude, e usa termini molto forti, anche nei confronti di un intervento di truppe di terra, a sconfiggere l'ISIS in Siria. Insomma, due argomenti molto spinosi su cui il segretario federale della Lega, quindi il movimento cardine di tutto il leghismo, si è espresso proprio ieri sera. E adesso ve lo faccio sentire, poi mi piacerebbe riuscire a strappare qualche minuto di trasmissione per sentire cosa ne pensate voi, ma comunque non la chiudiamo solo qua, questo argomento. Andiamo con Salvini. Io ripeto che questi soldi sarebbero meglio spesi per aiutare questa gente a non scappare da casa sua, e a Strasburgo se ne fregano. Perché cosa vuoi che ne frega agli altri stati europei quando ci sono trattati che prevedono che se metti i piedi in Italia... Ma a casa loro c'è la guerra, Salvini, c'è la guerra, la guerra, chi è andata a farla la guerra? Ho capito, chi ma come fai a aiutarli concretamente in Siria? Chi è andata a farla quella guerra? No, ma la domanda è concreta, ragione, Salvini, sto dicendo come si fa ad aiutarli a casa loro, se a casa loro c'è l'ISIS? Usando le truppe della NATO, invece che per andare a giocare alla guerra con la Russia, per andare a sterminare l'ISIS. Mettiamo 1 milione di soldati, 1 milione di militari, 1 milione di militari il problema sia la in Russia Iraq. e non il terrorismo islamico. Allora noi mettiamo le truppe NATO in Siria, in Iraq, in Somalia, le mettiamo in Mali. Quante truppe NATO dobbiamo mettere per aiutarli a casa loro? Sicuramente non ai confini con la Russia. Sicuramente non ai confini con la Russia. Ma perché l'Ucraina vale meno? La guerra atomica con la Russia è da deficienti. L'Ucraina vale meno del Mali o del... Giocare alla guerra atomica con la Russia è da deficienti nel 2015. I problemi si risolvono col dialogo, non con i bombardieri, con i missili e con gli elicotteri. Appunto. Se posso finire, l'immigrazione regolamentata e qualificata. Ma infatti sta bombardando la Russia l'Ucraina, L'immigrazione... Ma dove? Ma in che film? Dai, su via. No, non ho capito, Salvini, la sua... l'unica cosa certa è che ci sono c'è qualche soldato russo che sta in questo momento in Ucraina. Di questo sei d'accordo oppure no? L'unica cosa certa è che ci sono dei nazifascisti che hanno fatto un colpo di Stato in Ucraina sovvenzionati da potenze straniere. Vabbè. Lo sanno anche i bambini dell'asilo. Dunque, invece dal suo punto di vista in Siria... L'immigrazione limitata che e sta controllata è positiva. Ma guardi, in Siria l'Unione Europea voleva andare a bombardare quelli sbagliati. Fino alla primavera scorsa, se non si fossero posti i brutti e cattivi russi, noi saremmo andati a bombardare quelli che oggi combattono contro le faccio fare un passo avanti, per dirvi quanto sono intelligenti. La sua politica sull'immigrazione, scelgono i nemici mi perdoni Salvini, la politica sull'immigrazione sarebbe risolta se l'Italia diventasse filorussa? No, sarebbe risolta se l'Italia facesse rispettare i suoi confini. Se i confini ci sono vanno difesi. Questa gente va aiutata, va curata, va nutrita, va guarita, ma i confini, se hanno un senso, vanno difesi. Mandando le truppe in Siria. Ma la soluzione non è chiudere i confini, perché ma combattere quelli giusti, combattere quelli che bruciano gli esseri umani nelle gabbie, non gli altri. Che ci siano problemi di politica estera, è tutto vero, però... Perché noi sappiamo che la Lega è favorevole all'intervento armato di terra in Iraq e in Siria contro l'ISIS con centinaia di migliaia di truppe. No, è una notizia questa però, è Salvini che ci sta dando, perché è una vostra linea sulla politica estera anche inedita. Voi siete stati contro il conflitto da Saddam, per esempio. Se ci sono dei militari in giro per il mondo, vadano a sterminare quelle bestie che sgozzano e bruciano vivi gli esseri umani. Di questo sono straconvinto. E non vadano a giocare alla guerra con i confini con la Russia. Allora,
Allora, una posizione molto molto netta, inedita nella storia della Lega, e ha ragione Formiglia a ricordarlo, perché la Lega si è sempre schierata contro tutti i bombardamenti NATO, da quelli del Kosovo agli interventi americani in Afghanistan e in Iraq. E quindi la domanda che vi faccio allo 0266 20 35 29, in questa posizione di Salvini, che invece si dice favorevole a un attacco all'ISIS, c'è il fatto che è mutato qualche parametro e quindi l'ISIS rappresenta un qualcosa di nuovo rispetto a quegli esempi che ho citato, oppure c'è un cambio di direzione? E soprattutto, al di là di queste che sono analisi che lasciano il tempo che trovano, siete d'accordo o meno a un'eventualità di questo tipo che Matteo Salvini ha spiegato molto bene in questo filmato tratto dal account YouTube di BioBlue e da ieri sera la puntata di martedì? Mi piacerebbe proprio sentire come la pensate. Non abbiamo tanto tempo, ma un paio di telefonate riusciamo a prenderle. 0266 20 35 29, cosa ne pensate di questa opinione dirompente lanciata ieri da Matteo Salvini? Ecco, prendiamo le 2 telefonate così riusciamo anche a dare il tempo all'ascoltatore di argomentare il suo pensiero. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Maurizio, chiamo dalla provincia di Milano. Ciao Maurizio. Ho 41 anni, 2 figli e ho sentito dire una cosa favolosa da Salvini. Quando uno dei figli non sente ancora più come un problema quello che quelle bestie lì stanno facendo a dei bambini soprattutto. Quindi grande Salvini e grazie per aver detto queste parole. Tu sei d'accordissimo, quindi? Sì, mi sembra proprio di sì. Sentiamone un altro. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Simone da Bergamo. Ciao Simone. Allora, ascoltate, il discorso è valido nel senso che siamo di fronte a un'entità che ci ha apertamente dichiarato guerra. Cioè l'ISIS ha fatto un atto di guerra e ha espressamente detto che il loro intento è quello di venire a conquistarci e colonizzarci. Quindi quello di Matteo in questo caso sarebbe un atto ritorsivo, un atto di guerra fattoci da una nazione avversaria, se vogliamo vederla sotto questo profilo, perché tutte le altre volte in cui la Lega si era opposta non c'erano state minacce di guerra dirette dall'Occidente, anche perché le famose armi di Saddam Hussein poi non sono mai state trovate. E tutto il discorso di Al-Qaeda e i rapporti della famiglia Bin Laden con i Bush sono tutta una fiaba che circola per i blog sulla rete. E invece in questo caso c'è proprio una dichiarazione di guerra fattaci. Grazie mille. C'è sempre da vedere chi li ha finanziati, questi personaggi dell'ISIS. E questo l'abbiamo raccontato più volte, che sono finanziati dall'Arabia Saudita e dagli Emirati collegati all'Arabia Saudita, e apre tutto un altro discorso. Però è interessante di questo nostro ascoltatore il fatto che secondo lui è cambiato un parametro netto, nel senso che Saddam Hussein non aveva mai minacciato di invadere o in alcun modo destabilizzare l'Europa. Lo stesso Bin Laden e il Mullah Omar non avevano più il Mullah Omar che Bin Laden, quindi più l'Afghanistan. I talebani non avevano mai avuto mire, non hanno tutt'oggi mire di invasione nei confronti dell'Europa e di dominio. I talebani hanno sempre fatto un discorso medievale ma legato alla loro terra, quello afghano. Bin Laden è un personaggio a parte che veramente meriterebbe degli approfondimenti molto molto più lunghi dei pochi minuti che ci rimangono. La invece guerra del Kosovo, era chiaro che è tutta un'altra storia, lì era un'aggressione vera e propria, come un'aggressione è quella che in questo momento stanno subendo le popolazioni della cosiddetta Novorossia, ossia i filorussi, così li chiamano i telegiornali, delle repubbliche di Donetsk e Lugansk. E in questo caso la posizione della Lega è assolutamente dalla parte di chi vuole legittimamente staccarsi da uno Stato-nazione che non sente più suo. Quindi io ringrazio questo ascoltatore che ha diviso bene la questione, togliendo nubi di incoerenza, e la domanda che rimane adesso per pochi minuti. Prendiamo forse l'ultima telefonata se riusciamo, ma domani e nei prossime puntate ci voglio proprio tornare, se siete d'accordo a un intervento di terra armato, organizzato della NATO, insomma degli eserciti contro il califfato islamico in quella che una
volta era Siria e Iraq, ma oggi è a tutti gli effetti, come ha detto l'ascoltatore, una nazione nemica, ossia il califfato di al-Baghdadi. L'ultima telefonata prendiamo e ringrazio l'ascoltatore che ci ha provato e ci è riuscito. Pronto? Pronto, sì, sono io, giusto? Sì, sei tu, sì. Ciao. Ecco, ciao, Roberto da Legnano. Ciao Roberto. Io lo ascolto sempre, chiamo quasi mai, però questa volta mi sono sentito di chiamare. Cosa importante. Vai. È perfetto quello che ha detto Matteo ieri, perfetto, però temo una cosa, che sia impossibile, perché forse queste cose sono anche un po' volute dai potenti della terra, e ho paura che con la tecnologia che c'è al giorno d'oggi tutto sarebbe forse anche facile andare a prenderli e sistemare una volta per tutte tutto quanto, ma forse c'è un qualcosa che non mi quadra e non vogliono, forse sta bene ai potenti e ai soliti che tutto sia così, che capitano queste cose. Io temo questo, e poi magari sarò smentito, spero di essere smentito, ma la mia paura forse è proprio quella, che ci sia un qualcosa che impedisca e a qualcuno stia bene quello che sta succedendo, purtroppo cose bruttissime che è inutile commentare ancora, solo quello. Comunque sono d'accordissimo con quello che ha detto Matteo. Grazie mille. Anzi, guarda, se posso aggiungere una cosa velocissima. Un minuto, certo. Sì, perché prima ti ascoltavo ma non sono riuscito a intervenire su quello che hai detto nella seconda parte della trasmissione. Sì, io penso sul che sia decalogo. giusto. Sì, bravo, e una cosa importante secondo me poi è quella di introdurre la legittima difesa nella proprietà, nella nostra proprietà o anche nelle attività commerciali. Grazie. Se uno entra in casa mia, io devo essere legittimato a difendermi e non devo finire in galera, tutto quello, una cosa importante questa. Ti ringrazio moltissimo, perché poi dico, dalla mia parte del microfono fa veramente piacere sentire degli ascoltatori così attenti. Scusate, ma sono le piccole soddisfazioni che ogni tanto anch'io mi tolgo. E grazie anche per la cosa che hai detto riguardo al fatto che non è tutto così lineare questo califfato islamico, e io vi consiglio sempre, ma ve lo consiglio perché secondo me è un analista serio che ci ha azzeccato pienamente nell'analisi, il libro di Paolo Sensini, lo sentiamo spesso in queste frequenze, Divide e Timpera, dove in modo molto documentato, senza dietrologia, perché ogni suo riferimento è tratto o da un articolo di giornale o da un conferenza stampa, da un qualcosa di oggettivo, in cui si delinea una strategia piuttosto inquietante da parte degli Stati Uniti, una sorta di balcanizzazione del mondo e quindi anche dell'Iraq diviso tra califfato a nord e governo poco stabile a sud, e lo stesso la Siria con Assad contro l'ISIS, insomma una balcanizzazione del mondo che permetta agli Stati Uniti di governarlo senza dover impiegare truppe di terra e tutto quello che nell'amministrazione Bush è stato un tributo di denaro e di sangue importante per gli americani. Divide e Timpera, ve lo consiglio e lo sapete che è un libro che può aprire qualche squarcio nella nebbia. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Stiamo andando a sbattere verso la conclusione di questa puntata di Rebelot, giusto il tempo per ricordarvi che tra poco si può di nuovo intervenire in diretta con Leo Siegel, dite la vostra, dalle 18:30 alle 19. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Come ogni giorno feriale poi, dalle 19 alle 21, spazio a Pierluigi Pellegrini, il punto politico. Subito dopo lo spazio hockey, uno sport di cui Radio Padania si occupa e molto volentieri. Dopodiché ci saranno delle irruzioni di gioventù, come accade la sera quando questo nostro studio diventa una sorta di bivacco di manipoli, in questo caso del Veneto, con la loro trasmissione che si intitola Quattro Ciacole. Insomma, il tasso alcolico rischia di alzarsi molto, per dirla a Oliviero Toscani. Sur le cœur, allons ensemble découvrir. Il gioco di settimana prossima, visto Oliviero Toscani, è l'insulto che abbiamo ricevuto più spesso quando ci hanno identificato come leghisti, sia
chi è leghista proprio tesserato, ma anche quello che una volta ha detto, che ne so, una cosa leghista, che insulto ha ricevuto. Dobbiamo fare l'insulto ricorrente e peggiore mai subito dall'ascoltatore settimana prossima. Invece da domani dobbiamo continuare, ricordiamoci, Roby, con Padani, com'è? Va pensiero stupendo. Sono cotto io a quest'ora. Avete ascoltato Rebelot. Oh, ma ti ricordi quanto è stata bella quella partita? Lo stadio tutto esaurito, mi viene ancora la pelle d'oca. Il gol all'ultimo minuto? Vederli alzare la coppa al cielo e urlare come se non ci fosse un domani. La serata migliore di sempre, ricordi? No, stavo cercando la maglia portafortuna nel cassetto. Non perderti le cose belle della vita. Fai spazio alle tue passioni. Fino al 4 aprile 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, spendendo almeno 400 euro su uno